Molto buon pomeriggio. La Coppa del Mondo di Salto Ostacoli propone oggi la sesta tappa della Lega dell'Europa Occidentale. Teatro di lusso, l'Exhibition Hall di Londra, per uno dei più prestigiosi concorsi nel panorama internazionale, quello di Olimpia. La categoria a tempo di venerdì ha qualificato 37 binomi per il Gran Premio che stiamo per seguire e che dispenserà i punti per la World Cup, una categoria mista con i concorrenti netti nel tempo ammessi a disputare il barrage. Siamo nel percorso base in campo con parecchie difficoltà. Uno degli esponenti della numerosa famiglia Whittaker, si tratta di Ellen, giovanissima, presenti qui a Londra, oltre a Ellen, anche Robert e poi i due big di famiglia, John e Michael, che vedremo più tardi. Avete visto, ha superato con qualche difficoltà il momento di imbarazzo Ellen Whittaker ed ora toccherà all'olandese Gerco Schröder che monta Eurocommerce Milano, una femmina di 11 anni. Vi dicevo, sesta tappa di questa zona dell'Europa occidentale. In precedenza sono state disputate quelle di Helsinki, di Oslo, poi l'unica tappa italiana, quella di Verona, nell'ambito della Fiera Cavalli, quindi Stoccarda, Ginevra. A Helsinki si è imposto Engemann per la Germania, a Oslo vittoria proprio dell'inquadrato Gerco Schröder, che è anche l'attuale leader della Coppa del Mondo con 44 punti. Poi a Verona, al termine di quello che è stato senz'altro il barrage più combattuto, il successo a sorpresa ma non troppo di Albert Zuer per l'Olanda, quindi a Stoccarda il sigillo di Marcus Henning, profeta in patria, il cavaliere tedesco, e poi la scorsa settimana in terra svizzera, precisamente a Ginevra, la vittoria di Thomas Fruman, che è tornato prepotentemente alla ribalta. Percorso base, in precedenza ha ultimato il suo percorso l'unico binomio italiano impegnato in terra inglese. Abbiamo seguito Emanuele Fiorelli che in sella a Western Union Equinox du Morin ha ottenuto 8 penalità. È assente in questa circostanza Juan Carlos Garcia, che è molto ben piazzato nella classifica di Coppa del Mondo. Il nostro cavaliere è al quinto posto a braccetto con Meredith Michaels Beerbaum, punti conquistati grazie all'intramontabile Albin. Intanto sono 4 le penalità per Gerco Schröder ed Eurocommerce Milano, che non si qualificano per il barrage. Vi dicevo di Juan Carlos Garcia, che ha ottenuto punti nella terza tappa, quella di Verona, con uno splendido secondo posto, 17 punti, e poi ha racimolato altri 11 punti con il sesto posto acquisito a Ginevra. Salta la tappa di Londra Juan Carlos Garcia, probabilmente sarà presente nella prossima, che è quella di Mechelen in Belgio, ma senza Albin, al quale sarà concesso un periodo di riposo in attesa naturalmente di una primavera rovente. Intanto proseguiamo con l'ingresso in campo dei vari binomi. Ora tocca alla aggraziata, brava Molin Barriard per la Svezia, monta Butterfly Flip, con la quale ha già dimostrato di avere un grandissimo affiatamento. L'amazzone svedese torna all'attività agonistica a tempo pieno dopo un periodo di pausa perché, lo ricordiamo, ha avuto un bambino recentemente. Sembra comunque aver ritrovato la forma perfetta, la vediamo molto magra, tirata da corsa come si dice, nel nuovo look con questa giacca che ha già esibito la scorsa settimana a Ginevra. Amazzone è nata nel 1975, che ha già preso
dimestichezza con la Coppa del Mondo. Intanto abbiamo assistito all'errore vi dicevo, la sua dimestichezza con la finale di Coppa del Mondo nel 2003, proprio in sella butterfly flip, un terzo posto alle spalle di Marcus Henning e di Rodrigo Pessoa, che è uno dei due cavalieri che sono stati capaci di vincere 3 finali con il fantastico Balubé Durouet. L'altro è l'austriaco Ugo Simon, vincitore nel 1979 della prima edizione della finale di Coppa del Mondo con Gladstone, e poi a bersaglio 2 volte con E.T. Ancora il grazioso profilo di Moline Barriard, e adesso tocca a Ben Maher per la Gran Bretagna. Monta Nico IV, accolto da un grandissimo applauso. Naturalmente ogni tappa registra la presenza di tanti portacolori della nazione ospitante. È accaduto anche in Italia a Verona, poi in Svizzera a Ginevra. Sono tanti i cavalieri inglesi iscritti. Per ora nessun netto, dunque siamo in attesa di vedere ancora un binomio netto nel tempo. Ci prova Ben Maher, che in questo 2005 per la verità non ha ottenuto risultati di grosso prestigio, se si eccettuano 2 piazzamenti a Monaco e poi una vittoria in Olanda proprio con Nico. Diamo un'occhiata anche al percorso base. Il direttore di campo è il brasiliano Guilherme Jorge, che ha previsto un tracciato di 410 metri, la velocità di 350 metri al minuto, il tempo accordato di 71 secondi, sono 13 gli ostacoli, 16 i salti. Infatti sono previste 2 combinazioni, una gabbia e una doppia gabbia. Intanto è abbastanza preciso sui salti Nico, che ha una piccola esitazione sulle tavole, però riesce a superare anche l'ultimo ostacolo, e abbiamo il primo netto accolto dall'applauso del pubblico. Il giovane Ben Maher per la Gran Bretagna accede di diritto al barrage con Nico IV, che è un castrone di 10 anni. Dopo Ben Maher toccherà a Thomas Fruman, austriaco, che ha lasciato il segno proprio con The Sixth Sense, cavallo di 9 anni, la scorsa settimana a Ginevra. Una zampata dell'esperto cavaliere austriaco che troviamo a caratteri cubitali nell'albo d'oro della finale di Coppa del Mondo. Dobbiamo però risalire al 1992, la sede era Del Mar, vittoria proprio di Thomas Fruman con Boxman Genius davanti a Leslie McNaught Mendley e all'altro svizzero Marcus Fuchs. Leslie McNaught, che abbiamo rivisto proprio a Ginevra nella passata tappa di Coppa del Mondo, tornare all'attività agonistica di buon livello. Fra l'altro la squadra svizzera sta vivendo un momento particolarmente favorevole sulla scia dell'ormai affermato Marcus Fuchs, talenti emergenti come Steve Gerda e Cristina Lieber. Ma intanto vediamo la prestazione di Thomas Fruman, che non lascia nulla di intentato, vuole sfruttare il suo momento magico, c'è però errore. Si dice che il ferro vada battuto finché è caldo, e Thomas Fruman ha in The Sixth Sense un cavallo estremamente affidabile, competitivo, e dunque è tornata anche la voglia, l'entusiasmo al cavaliere, che comunque conclude in 69-88 con 4 penalità. Per ora unico netto quello di Ben Maher
con Nico. Per Emanuele Fiorelli, il nostro portacolori, 8 penalità. Aveva commesso 2 errori anche nella categoria a tempo di qualificazione con Equinox di Morin. E adesso per la Germania Heinrich Hermann Engemann, che monta a Beaujeu, castronebbaio di 11 anni. Engemann si è già tolto una soddisfazione in questa edizione della Coppa del Mondo, andando a siglare proprio la tappa iniziale, quella di Helsinki. Vi ho detto che a seconda della sede che ospita le varie tappe c'è una partecipazione massiccia della squadra di casa, e va ricordato anche però che il discorso vale ancor più per i tedeschi, che hanno a disposizione una quantità industriale di binomi competitivi e dunque sono presenti sempre ovunque. Larga rappresentanza inglese qui a Londra, ma manipolo di agguerriti cavalieri tedeschi, primo fra tutti Marcus Henning, che attualmente dispone dei cavalli più in forma della squadra insieme a quelli di Meredith Michaels Beerbaum. Comunque Engemann finisce con 4 penalità, sfuma per lui la possibilità del barrage. Ancora ora per la Germania Christian Allmann, che monta Lorenzo, un cavallo intero di 8 anni. Christian Allmann, classe 1974, ormai cavaliere di grandissima esperienza, ha ottenuto la medaglia di bronzo a squadre all'ultima Olimpiade di Atene e ha fatto parte della squadra tedesca che ha vinto l'oro ai recenti campionati europei di San Patrignano. È già stato campione europeo, è accaduto a Donaueschingen nel 2003, sia a livello individuale che con la squadra. Dunque Christian Allmann, cavaliere estremamente affidabile, e col suo percorso studiamo un po' il tracciato, che comincia con un verticale di 1,50 m, poi un altro dritto, 1,50 m, c'è l'errore intanto. All'ostacolo numero 3 troviamo un Oxer 1,50 x 1,60 m, poi piedacata a mano destra per affrontare un altro verticale più impegnativo di 1,60 m, quindi un altro largo 1,50 x 1,60 m, prima della doppia gabbia che troviamo al numero 6. In entrata la triplice, poi l'elemento intermedio un verticale di 1,55 m, in uscita un altro dritto identico. La distanza fra il primo e il secondo elemento è di 7,70 m, fra il secondo e il terzo di 10,50 m. Dopo la doppia gabbia un Oxer sempre abbastanza impegnativo, poi si va al numero 8 con un altro largo. Per Christian Allmann intanto 8 le penalità nel tempo di 70,23. Parte conclusiva del percorso con il numero 9, un Oxer 1,50 x 1,60 m, poi al 10 troviamo un verticale di 1,60 m, al numero 11 un largo 1,50 x 1,60 m, chiusura con l'ostacolo numero 12, un dritto di 1,60 m, e in chiusura un Oxer 1,55 x 1,60 m. Dopo Christian Allmann
Tocca ad Harris Molders per l'Olanda, monta Oliver Koe, che è un cavallo intero dal mantello Sauro, nato 9 anni fa. Olandesi sempre abbastanza alterni nel rendimento, ma che in giornata giusta possono prendersi grandissime soddisfazioni, dispongono di individualità importanti fra i cavalieri e anche di un buon parco cavalli. Harris Molders ha già commesso il suo primo errore nella parte iniziale del percorso, un cavaliere che in questa stagione a Barcellona è riuscito a vincere in Super League, poi un piazzamento anche a Maastricht. Ci sono altri cavalieri italiani che hanno ottenuto dei punti in questa Coppa del Mondo. Vi abbiamo detto che il meglio piazzato in classifica è Juan Carlos Garcia con 28 punti, per ora quinto posto per lui, intanto sono 8 le penalità per Smolders, ma poi abbiamo anche i 12 punti conquistati dalla giovanissima Beatrice Patrese, accaduto a Verona, e poi più indietro Roberto Arioldi, Bruno Chimirri, Vincenzo Chimirri, Gianni Govoni, Alberto Coppari, Filippo Moyerson, Giuseppe Rolli, che hanno una partecipazione. Ha concluso Harris Molders con un percorso certamente da dimenticare, 21 le penalità, c'è anche un'infrazione di tempo. Vi ricordo che il tempo accordato è di 71 secondi. Dopo Harris Molders toccherà a Robert Whittaker, giovane, monta Primavera. Ha un padre importante, figlio di John Whittaker, una delle leggende di questa disciplina. Fra l'altro i figli d'arte non mancano nel settore del salto ostacoli, ne ricordiamo qualcuno, mi viene in mente Rodrigo Pessoa, figlio del grande Nelson, poi Rosier, poi lo stesso Steve Gerda e anche Robert Smith, figlio di Harvey, che vedremo impegnato proprio in questo percorso base di Coppa del Mondo. C'è una piccola, grande lotta in famiglia fra i Whittaker. Abbiamo già visto Ellen con 8 penalità, ora Robert, e poi dopo di lui, bizzarria del destino, ci sarà proprio John. Robert Whittaker in carriera ha già ottenuto qualche soddisfazione vincendo una categoria importante nel primo giorno proprio del concorso di Olimpia all'età di soli 17 anni. Dunque cerca di ricalcare le orme di padre e zio. Errore alle tavole, superato l'ultimo Oxer, davvero un peccato, il tempo era buono, 66,99, 4 le penalità per Robert Whittaker, che ora lascia il testimone a John. Abbiamo visto un'inquadratura delle tribune e probabilmente avrete scorto tantissimi giovani spettatori, addirittura bambini, e questo proprio perché nell'ambito di un concorso che dura 4 giorni, secondo consuetudine, sono tanti gli spazi riservati ai giovanissimi, l'ambiente ideale per fare spettacolo e nello stesso tempo avviare proprio i più giovani
alla disciplina degli sport equestri. Intanto seguiamo John Whittaker e per ora dobbiamo dire che è isolato il netto nel tempo dell'altro inglese Ben Maher con Nico. Vediamo se John, classe 1955, vorrà stabilire una volta di più le gerarchie di famiglia. Naturalmente John ha un albo d'oro infinito, un palmarès che comprende la vittoria ai campionati del mondo nel 1991 in Svezia a Göteborg, successo che veniva dopo quello ottenuto in Germania a Dortmund nel 90 con Milton, poi alle controolimpiadi di Rotterdam una medaglia d'argento individuale e una a squadre. Insomma, un cavaliere importante, e dobbiamo dire che quello composto da John Whittaker e Milton è stato uno dei binomi più apprezzati di ogni epoca in questo settore. Ancora 2 ostacoli per John, che va a superare le tavole in verde, arancio e bianco, e arriva il netto. Esplode l'entusiasmo del pubblico inglese. Ha messo i puntini sulle i John, che poi con molta flemma tipicamente britannica guarda il cronometro, controlla se è rimasto nel tempo, però vedete che anche lui, che è abituato a grandi palcoscenici e a grandissime imprese, poi si lascia andare a un sorriso e a un gesto quasi di esultanza. Strano per lui, che solitamente è molto freddo, però evidentemente gareggiare nel concorso di Olimpia offre uno stimolo in più anche per un cavaliere di grandissima esperienza come John Whittaker. Dunque abbiamo il secondo netto dopo l'inglese Ben Maher, il connazionale John Whittaker, e dunque il pubblico ha anche la possibilità di divertirsi ulteriormente, perché vedrà in barrage per il momento già 2 portacolori. Ora per la Francia, altro cavaliere importante, riconoscibilissimo dai suoi occhiali che porta abitualmente. Si tratta di Hubert Bourdi, monta Eve Desetis, una femmina di 13 anni, figlia di quel grande stallone che è Kidam de Revel. Anche Hubert Bourdi non manca certo di esperienza, è impegnato praticamente in tutte le parti del mondo, ha commesso un errore. Cavaliere nato nel 1957, che ha partecipato a 2 edizioni dei Giochi Olimpici, Seul con il bronzo a squadre e Barcellona sempre sul gradino del bronzo olimpico con l'equipe transalpina. Poi per quanto riguarda il campionato del mondo, una vittoria eccellente con la squadra in Svezia nel 1990, stagione magica, in sella a Mogart anche il bronzo individuale. Senza infamia e senza lode il percorso di Hubert Bourdi conclude in 69 e frazioni, ma c'è quell'errore che lo tiene lontano dai migliori e quindi dalla disputa del barrage. Per ora qualificati Ben Maher e John Whittaker, entrambi inglesi. Vi ricordo che al barrage, in caso di ulteriore parità di penalità fra 2 o più binomi per l'aggiudicazione del primo posto, si terrà conto del tempo impiegato proprio sul secondo tracciato. E adesso tocca allo svizzero Beat Mendley, monta Idiot du Tour, che è un castrone di 9 anni. Beat Mendley, anche per lui grande esperienza, ma direi ritrovato entusiasmo, e la crescita di alcuni giovani come Steve Gerda e Cristina Lieber ha ridato motivazioni a tanti cavalieri svizzeri. La rivalità interna si sa che porta sempre a dei risultati, e Beat Mendley
in questa stagione sta veramente tirando fuori gli artigli, si è comportato bene in più di una circostanza in questa Coppa del Mondo, che lo ricordo è il più importante circuito di concorsi al coperto, manifestazione nata sul finire degli anni 70 da un'idea del giornalista Max Ammann proprio per coprire un periodo vuoto, quello invernale. Adesso praticamente si gareggia da gennaio fino a dicembre, finita l'attività al coperto comincia subito quella all'aperto, addirittura molte volte i due circuiti si accavallano. Beat Manley, classe 1969, va a completare, arriva il terzo netto di questo pomeriggio londinese. Carezze per Idio Dutot, impeccabile sugli ostacoli, ben assecondato anche da un cavaliere che in diverse circostanze ha dimostrato di saper montare. Dunque una prima parte di percorso base senza soddisfazioni per i cavalieri impegnati. Abbiamo dovuto attendere il 14° in campo per vedere il primo netto, Ben Maher. Ora stanno arrivando altri netti, ricordiamo quello di John Whittaker, quello di Beat Manley che abbiamo appena visto, ed ora un altro candidato a entrare in barrage, Robert Smith con Kalusha. Kalusha è un cavallo dal mantello grigio, un castrone di 13 anni, con il quale Robert Smith ha ormai raggiunto un amalgama perfetto. Per lui sfortunata la tappa ginevrina, era stato il migliore nella categoria tempo di qualificazione, entrava per ultimo in campo in un barrage che aveva conquistato senza particolari patemi. Certamente era difficile battere il tempo dell'austriaco Thomas Fruman. Robert Smith ci avrebbe comunque provato, avrebbe ottenuto un piazzamento lusinghiero, se non che Kalusha ha avuto 2 disobbedienze, 2 rifiuti. Il cavaliere inglese è stato costretto al ritiro, davvero un peccato perché non ha potuto dimostrare la rapidità di Kalusha, cavallo che in gare di questo tipo è veramente uno dei migliori nel panorama internazionale. Preciso, rispettoso sugli ostacoli, ma al momento opportuno sa anche sfoderare una rapidità, un'agilità davvero notevoli, e ormai Robert Smith ne conosce ogni sfumatura. Fra l'altro certamente avrà appreso tutti i segreti dal padre Harvey e c'era da scommetterci. Robert Smith ottiene il quarto netto del pomeriggio in sella a Kalusha, per nulla stupito, semmai era rimasto sorpreso dalle disobbedienze del suo saltatore nella tappa di Ginevra. Robert Smith, classe 1961. Nel 1979 Robert Smith è stato il più giovane vincitore della prestigiosa King George Gold Cup al Royal International Horse Show di Ixted. E attenzione adesso, si continua con la saga dei Whittaker, tocca a Michael che monta a Portofino, una femmina dal mantello baio di 11 anni. Certamente Michael non vorrà essere da meno rispetto al fratello John che si è già qualificato per il barrage. Inconfondibile la sua sagoma. Va detto che per i fratelli Whittaker c'è stato un periodo piuttosto opaco, non c'erano saltatori competitivi. Poi proprio nella ultima edizione della finale di Coppa del Mondo a Las Vegas, la zampata di Michael
che con Portofino ha ottenuto il secondo posto, cedendo soltanto al binomio Meredith Michaels-Beerbaum e Shutterfly, ma ha già commesso 2 errori Michael, e dunque il migliore della famiglia Whittaker in questo Gran Premio di Londra. Olimpia, John, qualificato per il barrage, conclude con 8 penalità nel tempo di 69,37. Portofino, come di consueto, alla fine del percorso, alla fine della sua fatica, scalcia. Si aggiusta la cravatta Michael, che non è certamente soddisfatto, ed ora toccherà a Jessica Curtin per l'Irlanda. Monta Quibell, femmina di 11 anni, altra figlia di Kidam de Revel, e dobbiamo dire che questo binomio è uno fra i più in forma e fra i più competitivi del momento, sempre in lotta per i piazzamenti migliori in giro per l'Europa, e ha la possibilità di mettersi in luce davanti a una platea così importante. Amazzone è nata nel 1969, che ha già partecipato a 2 edizioni delle Olimpiadi, 96 Atlanta, 2004 Atene. Non manca per lei l'esperienza internazionale, con una vittoria ai campionati europei per quanto riguarda la prova a squadre ottenuta nel 2001 ad Arnhem. Moltissime le amazzoni impegnate in Coppa del Mondo. Dobbiamo dire che Jessica Curtin, insieme a Molin Barriard e alla stessa Cristina Lieber, è una delle migliori. Naturalmente la leadership attualmente è appannaggio di Meredith Michaels-Beerbaum, amazzone nata negli Stati Uniti, però ora ha la cittadinanza tedesca dopo aver sposato Markus Beerbaum, che è stato il migliore nella categoria a tempo di qualificazione, dunque vedremo in campo per ultimo. Non tradisce dunque Jessica Curtin, che avete visto ha un ammiratore giovanissimo in tribuna. Per lei uno sbuffo, è andata, sta pensando l'amazzone irlandese, la quinta a entrare in barrage. Ancora una volta ottimo l'affiatamento con Quibell. Ancora un applauso fragoroso, e questa volta ci uniamo all'entusiasmo del pubblico, perché c'è in campo un binomio importante, Nick Skelton e Arco, cavallo intero di 11 anni, montato da uno dei migliori talenti in assoluto del panorama internazionale. Nick Skelton, che 2 anni fa ha avuto un incidente piuttosto grave, è stato assente a lungo dall'attività agonistica, poi è rientrato. Il suo primo impegno ad alto livello proprio in un'edizione del concorso ippico internazionale di Piazza di Siena a Roma, e guarda caso la ritrovata condizione fisica di Nick Skelton, il suo ritorno alle gare, aggiunto ai cavalli finalmente competitivi di John Michael Whittaker e ormai alla ribadita competitività di Robert Smith, fanno della Gran Bretagna un paese estremamente temibile. Questo per quanto riguarda un discorso in ottica olimpica, o di campionati del mondo, o di campionati europei, o anche di Coppe delle Nazioni, anche se abbiamo visto che anche i migliori sbagliano. Errore per Nick Skelton, replicato alle tavole, che costituiscono un'insidia un po' per tutti. Superato l'ultimo largo, applausi diciamo soprattutto alla carriera per Skelton, non tanto per l'esibizione odierna in sella a un Arco solitamente rispettoso, oggi piuttosto opaco, fuori forma. In questa gara non c'è davvero un attimo di tregua, esce un fuoriclasse e ne entra un altro.
è la volta del tedesco Frank Schlotak che monta Aquino, castrone di 8 anni, con il quale Frank cerca di tornare alla ribalta internazionale, cavaliere che è stato proprio ai vertici delle graduatorie mondiali, soprattutto nel periodo di collaborazione con la scuderia di San Patrignano. Ricordiamo alcuni suoi partner eccellenti come Vai ai Vai, la cavalla dagli occhi azzurri, e poi Joli Coeur, che gli ha dato la soddisfazione di un titolo mondiale. Frank Schlotak ora, dopo un periodo, come si dice, di vacche magre, è tornato quantomeno a respirare l'aria della competizione internazionale, e con questo Aquino, cavallo Holsteiner, sta cercando di togliersi qualche soddisfazione. Arriva il primo errore, è stupito anche Frank di quelle 4 penalità, infatti si è voltato per capire bene quanto è successo, invece splendidamente su questo Oxer, superato anche il verticale di barriere. Conclusione di tracciato per Schlotak, un errore abbastanza ingenuo su un ostacolo che non ha costituito molti problemi per gli altri concorrenti, è contrariato Frank Schlotak. In effetti un errore su una combinazione come la doppia gabbia ci sta, c'è anche qualche verticale molto insidioso, le tavole, qualche Oxer impegnativo, però vedete che Frank Schlotak proprio non ci sta, teneva moltissimo a entrare in barrage, così non è stato. Ora ci proverà per il Belgio Christophe Claren, che monta Andiamo, un nome che è tutto un programma, un incitamento quasi per questo stallone baio di 12 anni. Christophe Claren per il Belgio, ha ottenuto una medaglia d'argento a squadre ai campionati europei Young Riders. Per lui un 2005 molto molto intenso, con alcuni piazzamenti proprio in sella a questo cavallo e a Tamina, che è l'altra saltatrice di cui dispone. È mancato però il sigillo di una vittoria. Vediamo se sceglierà proprio il teatro di Londra per ottenere quella vittoria che manca, in una stagione comunque di crescita per lui. Vi ho detto in precedenza delle tante Amazzoni impegnate in Coppa del Mondo, e però non sono tante quelle che sono riuscite a vincere la finale. Ricordiamo nel 1982 Melanie Smith con Calypso, poi Leslie Barr nell'86 con McLean, l'anno seguente a Parigi la vittoria di Catherine Borsdale in sella a The Natural. Intanto sono 4 le penalità per Christophe Claren, che non si qualifica per il barrage, quindi in seguito la supremazia dei cavalieri, dei maschi, fino allo scorso anno con la splendida vittoria di Meredith Michaels Beerbaum a Las Vegas, mettendo in riga atleti del calibro di Michael Whittaker, Marcus Henning e Lars Nyberg. Dopo Christophe Claren toccherà a Tony Andre Hansen per la Norvegia. Monta E.T. Royal Volo, una femmina da mantello baio di 12 anni. Tony Andre Hansen, nato nel 1979. Abbiamo visto impegnato a San Patrignano nei campionati continentali, dove
in verità non ha troppo brillato. Per lui è comunque importante frequentare l'elite internazionale in Coppa del Mondo per aumentare il suo bagaglio di esperienza. Percorso base che va verso la parte conclusiva. Dopo quello che vedete inquadrato vedremo impegnati ancora 7 binomi. Vi ricordo che per il momento sono soltanto 5 i qualificati al barrage. A Ginevra erano stati 9, rispettata la media ottimale nelle previsioni dei direttori di campo del 25%. Anche in questa circostanza lo chef de piste non ha voluto accentrare le difficoltà soltanto su un ostacolo, ha cercato di distribuirle un po' su tutto il percorso e intanto ha concluso con 4 penalità a Tony Andre Hansen nel tempo di 68,27, una prestazione certamente decorosa. E ora attenzione perché sta per entrare in campo per la Germania Marcus Henning, monta Sandro Boi. Abbiamo già sottolineato in precedenza che Marcus Henning è fra i tedeschi il cavaliere che può disporre sui cavalli più in forma. Attualmente, dopo 5 tappe, è in quarta posizione con 33 punti e ha ottenuto la vittoria piena proprio a Stoccarda. La nota caratteristica di tutte queste frazioni, di questi segmenti della Coppa del Mondo è il crescente, grandissimo seguito da parte del pubblico. Biglietti a ruba, posti introvabili un po' ovunque, anche nel corso della tappa italiana, l'unica, quella di Verona, un grande interesse da parte di un pubblico richiamato certamente anche dal fascino della Fiera Cavalli, fiore all'occhiello di quella kermesse scaligera dal punto di vista agonistico proprio alla tappa italiana di Coppa del Mondo, per il 5º anno ospitata dalla città veneta. E guardate con quale apparente facilità Marcus Henning e il suo Sandro Boi vanno ad affrontare i primi 3/4 del percorso, davvero nessuna esitazione. Se fosse possibile scommettere sul netto, Marcus Henning sarebbe ovviamente uno dei favoriti, la sua quota sarebbe molto molto bassa. Percorso netto con Sandro Boi, un ennesimo compitino svolto con diligenza da questo 12enne Oldenburg, che è un autentico computer, molto soddisfatto Marcus Henning. 6º binomio qualificato per il barrage. E adesso toccherà a un francese, si tratta di Philippe Léonie con Cirenaica, una cavalla tedesca di 11 anni, annoverana. Francesi che stanno un po' segnando il passo dopo l'infortunio che è toccato a Dylan de Seff, cavallo con il quale Bruno Bruxol ha vinto l'edizione milanese della finale di Coppa del Mondo. Un infortunio anche per Sigal du Tally, che stava saltando molto bene, però qualche nota positiva arriva dall'anziano ma sempre combattivo Jean-Marc Nicolas. Diciamo che in questo momento la Francia, che è sempre una nazione di tutto rispetto nel settore del salto ostacoli, non sembra una superpotenza, anche se poi
l'esperienza insegna che al momento giusto, nelle occasioni che contano, sa sempre tirar fuori il coniglietto dal cilindro, ma non è facile nemmeno per loro, anche perché ormai lo strapotere complessivo di squadra dei tedeschi è sotto gli occhi di tutti, cavalieri importanti, grande rivalità interna, parco cavalli infinito. Tanto c'è l'errore da parte di Philippe Léonie, un allevamento che continua a produrre cavalli in serie. 4 le penalità per il binomio francese, prova soddisfacente che però non può consentire l'accesso al barrage. Ed ora toccherà a Manuel Fernández Saro per la Spagna. Monta Joe Granno, che è un cavallo intero di 15 anni, e continuando il discorso di prima, guarda caso si tratta di un cavallo tedesco, un Oldenburg. Abbiamo già sottolineato il quinto posto parziale di Juan Carlos Garcia con 28 punti. Al comando per il momento c'è l'olandese Gerko Schröder con 44, poi lo svizzero Beat Mendley con 43, in terza posizione proprio Nick Skelton per la Gran Bretagna con 34, a 33 troviamo Marcus Henning, che abbiamo visto impegnato poco fa, quindi a 28 proprio Juan Carlos Garcia e Meredith Michaels Beerbaum. Una quarantina di binomi si qualificheranno per la finale e sarebbe davvero bello avere fra i finalisti un binomio italiano, un binomio azzurro, finale che nel 2006 sarà ospitata per la prima volta dal continente asiatico, precisamente dal 26 al 30 di aprile a Kuala Lumpur in Malesia. Viaggio lungo, però ne varrebbe certamente la pena. Naturalmente Juan Carlos Garcia sta centellinando le energie del suo Albin, che non finisce di incantare, di stupire, però ricordiamo che, come sottolineiamo spesso, è quasi maggiorenne, 17 anni per lui, e intanto abbiamo visto il percorso di Manuel Fernández Saro, che è netto, senza errori agli ostacoli, ma c'è un'infrazione di tempo. Peccato davvero, una penalità, e per questa inezia, per questa ingenuità, il cavaliere spagnolo non può accedere al barrage. Sembra comunque abbastanza soddisfatto, anche se in cuor suo naturalmente ha il rimpianto di non poter gareggiare con gli ammessi al barrage proprio per via di quella penalità. Era successo anche nella tappa di Ginevra proprio a Meredith Michaels Beerbaum. Ricordiamo ancora che il tempo accordato è di 71 secondi per coprire i 410 metri del percorso. Ed ora la grinta del tedesco Alois Pollmann, che monta Candy, una femmina da mantello sauro di 12 anni. Anche questo è un binomio di tutto rispetto. Pollmann, nato nel 1964. Per lui 35 partecipazioni a Coppe delle Nazioni con 4 vittorie. Un brivido, ma non c'è errore. Le ultime stagioni non sono state davvero lusinghiere, soltanto qualche piazzamento per ritrovare qualche primo piano. Dobbiamo risalire all'ormai lontano 1999 con vittoria in Gran Premio a Neumünster,
con Power Light, una vittoria con questo cavallo anche in Coppa delle Nazioni alla Bull nel 98. Però sembra giornata per Alois Pollmann, cavaliere molto energico, forse non bellissimo dal punto di vista estetico, però piuttosto efficace. Vedete il suo intervento per superare le tavole e poi bene anche sull'Oxer conclusivo. Dunque sono 7 i qualificati: Alois Pollmann e Candy. Alza il pollice, molto soddisfatto, anche se con un po' di fiatone, Alois Pollmann, ed è uno sforzo certamente per i cavalli ma anche per i cavalieri. Intanto vediamo Hubert Bourdi lasciare il campo di gara. Soddisfatto Alois Pollmann, che si aggiunge ai già qualificati Ben Maher, John Whittaker, Beat Mendley, Robert Smith, Jessica Curtin, Marcus Henning. Ora Alois Pollmann, e adesso tocca in sequenza ad altri 2 inglesi. Dunque il pubblico si scalderà certamente. Cominciamo con Tim Stockdale, con Corlato, altro cavallo tedesco. Per la precisione è una femmina, uno Steiner. Vedete, fin da piccoli si comincia a seguire l'equitazione da queste parti. Tim Stockdale monta questa cavalla di soli 8 anni, età abbastanza verde per una saltatrice. Mantello grigio come grigia è la giacca di Tim Stockdale. E non male, direi, l'effetto cromatico di questo binomio. Detto delle tappe già disputate, intanto c'è l'errore da parte di Stockdale, è il primo: Helsinki, Oslo, Verona, Stoccarda, Ginevra. Qui siamo a Londra. Poi sarà la volta di Mechelen dal 26 al 30 di dicembre, quindi Lipsia, Bordeaux, Vigo, 's-Hertogenbosch, Göteborg e la finale a Kuala Lumpur, Malesia, dal 26 al 30 di aprile. Un solo errore per il portacolori inglese, 68,56 il tempo. Un po' tutti ci tengono a fare bella figura, però poi si rendono conto che anche un errore costituisce una prestazione discreta, e Tim Stockdale è prodigo di carezze, di pacche incoraggianti nei confronti della sua Corlato. Abbiamo detto che è la volta di un altro inglese. Ora tocca a Mark Armstrong in sella a Tesaura, una femmina di origine belga, figlia di Darko, che ha 9 anni. Dopo Tim Stockdale si aprirà la pagina dei Mark, perché vedremo adesso Mark Armstrong, poi Marcus Fuchs e in chiusura di percorso base Marcus Beerbaum. Armstrong è nato nel 1961, per lui una vittoria in Coppa delle Nazioni sulle 29 partecipazioni. Ha partecipato ai World Equestrian Games di Jerez de la Frontera nel 2002 senza, per la verità, mettersi in grande evidenza. Ha però in bacheca un argento a squadre ai campionati europei del 93 a Gijón con Corella. Abbastanza insidioso quel verticale di barriere che abbiamo visto superare senza
in verità troppi affanni, c'è invece errore su questo Oxer, terzultimo ostacolo, bene sulle tavole, bene anche in chiusura di percorso, peccato, 4 penalità nel tempo di 68,22, sfuma anche per Armstrong la possibilità di accesso al barrage. Ancora 2 binomi, cominciamo con Markus Fuchs per la Svizzera, monta Latoja. Non si può non pensare a Markus Fuchs quando si parla di esperienza e soprattutto di grinta. Markus Fuchs, già vincitore di una finale di Coppa del Mondo, è accaduto nel 2001 a Göteborg. Nella circostanza il cavaliere elvetico montava Tincas Boy e precedeva Rodrigo Pessoa con Balubé du Rouet e Michael Whittaker con Handel. Markus Fuchs monta Latoja, che è una cavalla di origine belga di 10 anni, alterna, giornaliera, capace di exploit notevolissimi, e in giornata di grazia è davvero difficile da battere, però se incontra la giornata storta allora può mettere in difficoltà anche un cavaliere che ne ha viste di tutti i colori come Markus Fuchs. Abbiamo visto proprio in difficoltà in varie circostanze, perché questa saltatrice evidentemente ha un caratterino da prendere con le molle. Per ora sembra in giusta rotta di crociera, esce bene anche dalla combinazione, parte intermedia del percorso, e questo è l'ostacolo che è costato caro anche a Frank Slotak. Non è un ostacolo estremamente minaccioso, però evidentemente è una questione di distanze, la posizione all'interno del tracciato fa sì che diventi, come si dice in gergo, errorabile. Conclude con 4 penalità nel tempo di 67,12 e conoscendo Markus Fuchs pensiamo che non sarà certamente contento, perché è un combattente nato, il cavaliere svizzero. E la chiusura tocca a Markus Beerbaum per la Germania, il migliore nella categoria tempo di qualificazione che si è disputata venerdì. Un percorso netto molto veloce a precedere tutti gli altri. Nella circostanza monta Lena, cavalla Oldenburg di 13 anni. Markus Beerbaum probabilmente non ha il fascino di Ludger, però anche questo cavaliere nato nel 1970 ha saputo togliersi soddisfazioni importanti. Lo ricordiamo, medaglia d'oro a squadre ai campionati del mondo che sono stati ospitati da Roma, dal nostro paese, nel 1998. Quello è stato il mondiale di Rodrigo Pessoa. Poi un altro oro a squadre ai campionati europei nel 1997 a Mannheim con Lady Weingard. Per ora 7, gli ammessi al barrage possono diventare 8 con il percorso di Markus Beerbaum, che per il momento non ha alcuna macchia. È stato veloce nella prima parte del tracciato, dunque se la può prendere comoda nella frazione, nel segmento intermedio. Le tavole, ha rischiato parecchio qui e arriva comunque l'ottavo netto del pomeriggio. Markus Beerbaum e Lena, gli applausi per il binomio tedesco, dunque si qualificano per il barrage a 8. Ben Maher, Gran Bretagna, John Whittaker, Gran Bretagna, Bert Mandley, Svizzera, Robert Smith, Gran Bretagna,
Jessica Kürten Irlanda, Marcus Henning Germania, Alois Pollmann ancora per la Germania, Markus Berbaum altro tedesco. Ci sentiremo più tardi per godere insieme il barrage.